Sono le 18, il condominio risponde, riprende, dovremmo avere una telefonata, un telespettatore, una telespettatrice in linea, pronto? Dottoressa Manna, buonasera. A lei. E buonasera ai suoi gentilissimi ospiti. Prego. Volevo per piacere, se è possibile, avere una risposta. Io abito in una casa di 2 appartamenti, io sotto e un'altra persona sopra. E per usufruire del 110 questa persona non ci sta perché vive senza luce, acqua, riscaldamento. E quindi il tetto è un po' messo male e bisogna intervenire. Questa signora purtroppo sono affari suoi, però io non potendo usufruire ne deperisce anche la mia casa, perché un domani che il tetto si rompe di più si poteva anche mettere i pannelli solari e di fronte a queste cose ci sono delle opportunità, perché parlare non si può. Non posso dire di più perché oltretutto bisogna rispettare la privacy delle persone, però chiaramente oltre la nostra casa ce n'è un'altra, ma siamo divisi negli ingressi. L'altra parte ci sta, saremo in 3, però questa signora non ci dà il permesso, per cui se c'è un escamotage qualcosa. E se no, quando si romperà il tetto, devo vendere la casa per riparare il tetto? E dove vado? È difficile, difficile. Certo anche perché difficile. La divisione in verticale delle abitazioni è un conto, quando è orizzontale, quindi qualcuno ha la pertinenza del tetto, comunque ce l'ha sopra la propria testa, effettivamente forse è un po' più complicato, però non sono un'esperta, la parola agli esperti. Grazie intanto. Vi ringrazio della gentilezza, se potete dare una risposta, perché penso che a Padova tante famiglie abbiamo questi problemi così. Vi ringrazio e ascolto, buonasera. Buonasera a lei. Allora, prego a voi, anzi giro sugli ospiti, perché poi il tetto dovrebbe essere uno spazio comune, seppur gli appartamenti sono in 2? È un bene comune. È un bene comune, prego. Allora, per dare una risposta compiuta a questa signora. Rispondendo alla signora, allora innanzitutto diciamo che applicare il 110 in una bifamiliare è abbastanza difficile. Intanto loro si trovano in una situazione in cui non hanno un amministratore, quindi sono 2 condomini che si parlano addirittura. Ha parlato anche di una terza parte però. Con ingressi separati, bisognerebbe vedere i codici fiscali come sono, i sedimi dove insistono i 2 fabbricati, se sono separati, se hanno mappali diversi, eccetera. Parliamo comunque di questo caso. Allora, fare un 110 nel caso specifico, se loro lo vogliono affrontare, si devono assolutamente, diciamo, affidare a un professionista. Potrebbe essere costituito un condominio di 2 unità e il professionista potrebbe seguirlo. Bisogna vedere poi se abbiamo gli appartamenti accatastati separatamente dai garage, nel caso specifico avremo già 2 più 2 unità, 4 unità. Questo serve per il calcolo degli importi che lo Stato riconosce nel caso del 110. Però dico una cosa a monte: se sono in 2 e uno non vuole fare il 110 non si va da nessuna parte, perché innanzitutto c'è una delibera da fare. E poi in ogni caso c'è una cessione del credito. Quando io decido di fare il 110 in un condominio e vado a deliberare un determinato importo di spesa, tutti devono cedere il credito. In alternativa, chi non vuole cedere il credito deve pagare l'intero importo. E quindi io devo costituire, diciamo, il fondo prima di partire per avere i soldi o per diciamo, pagare l'importo di competenza o cedere il credito. Quindi se loro hanno 300.000 euro da spendere e la signora vuole cedere il credito, fa lo sconto in fattura, firmerà i moduli, l'altro condomino non vuole farlo, non mi firma i moduli, se abbiamo deliberato mi devi tirare fuori la tua quota, i 150.000. Se no non parto con i lavori, devo avere il fondo, cioè la vedo molto complicata nel caso specifico. Però la domanda è anche un'altra, non solo il 110,
capitolo chiuso, perché evidentemente... Mi pare che la signora abiti al primo piano, ho detto, al no? piano terra, e sopra chi ha il tetto Benissimo. immediatamente sulla testa non fa nulla. Non fa nulla. Allora, le infiltrazioni le vedrà sicuramente quelle del secondo piano. Nel momento in cui pioverà dentro, automaticamente chiederà di intervenire, e allora lì si riesce a fare la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria del tetto. Se questo addirittura nel momento in cui non interviene, l'acqua inizia a percolare, mi prende anche il solaio, il soffitto della signora, quindi il solaio del secondo piano mi va a percolare il primo piano, a questo punto la signora si rivolgerà ad un legale e chiederà appunto l'intervento, eventualmente anche tramite il tribunale, di nominare un tecnico, un CTU, per poi eseguire la lavorazione di manutenzione del Ecco, la situazione che ci rappresentava secondo me è di una persona che ha totale incuria del proprio appartamento, certo, e forse neanche le risorse per poter intervenire, o comunque il poco interesse a farlo nel bene delle persone che vivono in uno stabile. Quindi insomma una situazione un po' difficile, sperando che il peggio non accada. E ancora una telefonata, ancora un contributo, una domanda, pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Gianfranco. Benvenuto. Senta, io volevo chiedere una cosa. Nel mio condominio siamo 10 appartamenti. L'amministratore mi dice, siccome sono stati fatti nell'arco dell'anno 2 o 3 interventi riguardo delle rotture che ci sono succedute negli impianti di scarico, così, adesso abbiamo un altro problema. L'amministratore mi dice che potrebbe essere che l'assicurazione recede il contratto perché è un condominio con troppi sinistri, che ha troppi sinistri in essere. Ma è possibile una cosa del genere? Perché noi paghiamo l'assicurazione e poi l'assicurazione, così dice l'amministratore, può recedere dal contratto? Ottima domanda, c'è chi annuisce, può farlo. Certo, nelle clausole contrattuali della polizza c'è il recesso sia da parte della compagnia... Quindi il primo consiglio è di leggere bene la polizza. Sì, sicuramente c'è questa possibilità. Quanto sta riferendo è un fatto che accade spesso quando il condominio è troppo sinistrato, ci sono succeduti vari sinistri, quindi con degli indennizi. La compagnia quasi sempre, facendo un mero calcolo di ricavi da premi e indennizi, non gli conviene più? Non gli conviene più, perché dice: questo condominio devo più darne che riceverne. Sarà per questo che alla fine il governo attuale ha deciso, come dire, di dare una spinta in avanti per rinnovare l'esistente e soprattutto riqualificarlo? Gli interventi normativi di questo governo, ma anche di quello precedente, sono in questa direzione, cioè rinnovare il patrimonio immobiliare. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che ormai ci sono poche costruzioni nuove, quasi tutte sono gli anni 60, 70, 80. Perché quelli degli anni 40, 50 ancora stanno su e magari tengono anche bene, diciamolo pure. Quindi benvengano queste novità normative che incentivano i condomini con i crediti fiscali, con benefici fiscali, a fare interventi sulle parti comuni. E questo è un grande problema, giusto Marzoni? Cioè il fatto che comunque l'esistente è stato lasciato troppo andare. Adesso abbiamo questa serie di bonus ai quali accedere, insomma, non è che sia proprio semplicissimo, no? Sembra quasi che arrivi una manna dal cielo ogni volta che si parla di bonus facciate, bonus caldaia, bonus pannelli solari, poi alla fine scopri che di mezzo c'è tantissima burocrazia, non è che sia semplicissimo. Vedi l'esempio della signora che ci ha chiamato poc'anzi. Alla fine il nostro patrimonio va riqualificato, ma la strada è tutta in salita, sembra di capire ad oggi, o no? Questo è un vero problema, devo dire la verità, è che lei ha centrato perfettamente, tra l'altro. Il governo si spinge per quelli che sono gli interventi di riqualificazione, però poi, come ha detto lei, anche negli interventi dei colleghi, in realtà la procedura non è così chiara, innanzitutto da un punto di vista temporale, cioè quando si parla, chiariamo anche questo aspetto. È vero sì che noi dobbiamo riqualificare il nostro parco immobiliare ricordando che è il più datato d'Europa, cioè l'Italia ha il suo parco immobiliare il più vecchio in Europa.
Quindi noi da un punto di vista impiantistico, da un punto di vista della sicurezza, facciamo acqua dappertutto, consentitemi questo termine. Da un punto di vista energetico siamo anni luce indietro. Questo, e tra l'altro adesso, proprio che si parla finalmente di fonti rinnovabili energetiche, dove l'Europa sono 10 anni che invita il nostro Paese a fare interventi di riqualificazione. Per questo appunto sono nati i bonus attinenti al 110%. Però da quest'altra parte il governo, devo dire, non è che agevola molto il compito. Uno, in quelle che sono le procedure, come ha detto lei, che sono molto articolati, sono anche spesso, torniamo a quell'aspetto anche di natura sociale, informativo, hanno una natura punitiva. Cioè, come si fa a parlare di interventi migliorativi quando dall'altra parte hai questa spada di Damocle dove sei sempre preoccupato che ciò che fai potrebbe essere oggetto di valutazioni, ma soprattutto di interventi tra Agenzia delle Entrate e tutti i vari organi istituzionali che potrebbero intervenire nei prossimi 8-10 anni una volta terminati i lavori. Però nell'ambito poi specifico effettivamente noi necessitiamo appunto di questa riqualificazione, e l'intervento che ha fatto il signore nell'ultima telefonata, quello è proprio ad hoc, perché da una parte mi permetto di poterlo tranquillizzare, perché sempre come ha detto il collega, oramai le compagnie d'assicurazione fanno prettamente un'analisi commerciale. Quanto mi costa all'anno? Cioè noi paghiamo una polizza e quella polizza ovviamente ha dei costi. Se puliti i costi, quelli che sono i ricavi nell'arco dell'anno, il condominio ovviamente ha un numero di sinistri che sono superiori, ricordando che almeno solitamente le polizze che vengono sottoscritte sono annuali, salvo diversa volontà della delibera assembleare, perché non possono superare la durata del mandato dell'amministratore. L'Assemblea può pure deliberare per contratti pluriennali assicurativi, ma orientativamente, almeno nel Lazio, sono tutte quante annuali, questo posso dirlo. Però posso rassicurarlo perché poi ci saranno altre compagnie che saranno pronte a sottoscrivere contratti per il condominio, certo, sempre con delle clausole, delle franchigie superiori. Certo, e la concorrenza d'altra parte, no? Anche in questo ambito. Come si supera tutto questo? Si supera rifacendo tutti gli impianti nuovi, perché a quel punto si abbasseranno le franchigie, sicuramente ci saranno meno sinistri, però ritorno a bomba sull'argomento, tutto questo non lo si può fare in una programmazione di 2-3 anni e basta. Riqualificare il nostro parco immobiliare almeno per il 70%, queste sono le indicazioni dell'Europa, non si può fare in 3 anni, non si può fare in 4 anni, e soprattutto con questa forte preoccupazione che noi amministratori ci portiamo avanti. E non c'è dubbio, insomma, sicuramente continuità e visione, no? Perché il problema sussiste oggi e più avanti si va, peggio sarà. Il patrimonio quello è, e quelli sono gli anni che ha il nostro patrimonio abitativo. Era ora di intervenire, anche perché effettivamente, ma per la bellezza di un'Italia, no? Un'Italia così bella, con delle palazzine che ormai sono quasi fatiscenti e i costi sono sempre esorbitanti, effettivamente ne va del benessere di tutti e della qualità di tutti, della vita di tutti. Era ora di intervenire. Farlo non è poi così semplice, l'abbiamo capito. Ancora una telefonata, poi le domande che ci sono arrivate in redazione, perché siamo quasi in chiusura. Pronto? Pronto, buonasera. A lei. Parla Molinari. Io volevo chiedere un'informazione ai vostri esperti. Io abito a Padova in un piccolo condominio e ho avuto dei danni dall'appartamento sopra il mio. Mi hanno provocato tramite il balcone parecchie infiltrazioni, per cui cadano calcinacci, e negli anni non sono riuscita a farmi risarcire dagli inquilini sopra dell'appartamento sovrastante il mio. Adesso questo appartamento è stato messo in vendita. Io volevo chiedere cortesemente, visto che finora non ho tirato fuori un soppone dal buco, adesso nel momento della vendita i nuovi proprietari dovranno loro risarcirmi, o mi rimane questa cosa provocata da questi che adesso se ne disfano e mi lasciano a me nelle pesti? Grazie signora della domanda, risponde il dottor Iaconis. La signora forse ha lasciato andare un po' troppo il tempo, quindi non ha agito tempestivamente nei confronti degli attuali ma ormai prossimi a vendere proprietari, perché non avendo agito in maniera opportuna nei confronti del vecchio si dovrà trovare a confrontarsi con i nuovi che potrebbero obiettare: ma tu perché non ti sei fatta
parte diligente nei confronti di quanto non hanno fatto gli altri, fermo restando, e questo forse è bene chiarirlo, che da quanto ho capito mi sembra che i danni provengano da una terrazza gettante, quindi un balcone, e quindi di esclusiva pertinenza dall'appartamento sovrastante, quindi non c'entra affatto il condominio, non c'entra affatto... Chi comprerà? E chi comprerà si troverà a battagliare con la signora, e la signora secondo me parte un po' zoppa, perché non ha fatto nulla, mi sembra che non abbia fatto nulla tranne segnalazioni, protestare, che lasciano il tempo che trovano. Quindi bisogna sempre, come dire, scripta manent anche in questo caso? Certo, sicuramente. Anche attraverso l'amministratore di condominio, può bastare questa come documentazione? No, qui l'amministratore è terzo nei confronti di questa diatriba fra i due condomini, perché è una parte privata che fa danno a un'altra parte privata. Quindi l'amministratore, tutti quanti noi ci imbattiamo in queste tematiche e diamo il nostro contributo sempre, per quanto diceva il collega Romano, nella mediazione, nel far capire, ma nulla potendo fare dal punto di vista operativo. Siamo 5 condomini, 2 per piano, uno solo al terzo piano. Quest'ultimo appartamento, diverso da quelli sottostanti, ha un'ampia terrazza che copre una sola colonna degli appartamenti sottostanti. Dalla terrazza, eccoci qua, filtra acqua. Nell'appartamento sottostante deve essere rifatta. Come ripartiamo le spese ingenti? Prego. Quindi mi pare di capire che abbiamo una terrazza a livello? Non è specificato, però potremmo immaginarlo. Una terrazza a livello e un tetto a fianco. Quindi io ripeto, io consiglierei di affidarsi a un tecnico per la stesura della tabella millesimale. Ma perché? Perché nel momento in cui abbiamo diciamo, redatto una tabella millesimale dell'astrico, facciamo anche quella del tetto. Così vediamo quali sono le ripartizioni anche future. Perché noi andiamo a prendere l'articolo 1126 che dice appunto di applicare un terzo chi ne ha l'uso esclusivo, e quindi il condomino che sta provocando sostanzialmente le infiltrazioni all'appartamento sottostante, e 2 terzi quelli sotto. Poi sorge la problematica che accennavo prima. Sotto sono in colonna esattamente i 3 appartamenti, abbiamo che un appartamento ha un pezzo di appartamento magari 3 metri quadrati, e lì bisogna vedere come applicare la normativa del 1126. Io ripeto, in assemblea consiglio sempre, facciamo le tabelle millesimali, le approviamo per tutti i tetti, per tutti i lastrici, una volta fatte, sono fatte per sempre, rimangono agli atti del condominio e non ci sarà più nessuna discussione per quanto riguarda la ripartizione. Marzoni, lei che viene da un territorio dove le terrazze sono tantissime, qualcuno chiede che cosa posso fare sul mio terrazzo di proprietà, posso costruire un gazebo, con quali limiti? Se deve costruire un gazebo non ha grosse problematiche, poi naturalmente bisogna sempre valutare quello che è l'aspetto estetico, anche se poi devo ammettere che almeno su Roma, quindi in particolar modo su Roma, quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali, ammetto, chiudono entrambi gli occhi, quindi passa quasi sempre, cioè non va mai, quasi mai o mai ad alterare l'estetica del fabbricato. Quello che è naturalmente il peso, la struttura che può pesare, quindi un gazebo solitamente no, però l'aspetto fondamentale è anche quello attinente al peso. Quindi sono questi 2 elementi fondamentali quando si va a mettere una struttura, che tra l'altro deve essere una struttura movibile naturalmente all'interno sul proprio terrazzo. Altrimenti sarebbe, entriamo nel campo dell'abuso. Vabbè, insomma, adesso è il periodo dei gazebo ed è il momento anche di salutarci. La NACI, e questo è stato l'ultimo appuntamento dell'anno, di questo anno da gennaio ad adesso, insomma, ma noi ci rivediamo ad ottobre con il Condominio Risponde, quindi io ringrazio innanzitutto tutti i telespettatori che ci hanno fatto delle domande e ovviamente sono contenta di aver dato in questo lungo periodo anche delle risposte alle tante domande che sono arrivate in redazione. Saluto Massimiliano Marzoni, presidente di ANACI Lazio, dalla Caput Mundi, collegato con noi. Grazie. Grazie a lei. Grazie a Gianfranco Iaconis, consigliere provinciale di ANACI Padova. Grazie a lei, buonasera. Grazie al dottor Stefano Trentin, consigliere provinciale di ANACI Padova, anche lui. Grazie ai nostri telespettatori, grazie a chi ci ha seguito in questo periodo, arrivederci in autunno.
Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.